Ubiquità vorrei parlare. Noi non possiamo essere ubigui, non possiamo essere in ogni posto contemporaneamente, ma non vogliamo essere ambigui. E non vogliamo essere ambigui perché crediamo che il 13 e 14 aprile, lo dicevo ai giornalisti prima, per noi si celebra un referendum. Noi crediamo che il 13 e 14 aprile si possono dire alcuni sì e alcuni no. Sì, no, no, il resto del maligno ci hanno insegnato. Sì, no, no, il resto del maligno. Adeguato del territorio e per uno svolgimento adeguato e professionale di questa funzione. Ma siamo per la sicurezza del lavoratore nel lavoro e la sicurezza del lavoratore in quanto tale. La sicurezza sui posti di lavoro. Le morti bianche sono un'offesa alla cultura della legalità. Sono un'offesa cioè a quel principio di sicurezza e legalità che dovrebbe presiedere al compimento del lavoro. Al tempo stesso il precariato eterno è un'offesa alla legalità, perché il precariato significa sottrarre speranza di futuro, è uno scippo, si scippa il borsello, si scippa una valigia, si scippa il futuro, è uno scippo ben più grave, perché come faccio a costruirmi io un futuro se vengo scippato della capacità di progettare, se non posso programmare la mia vita oltre i 6 mesi o oltre l'anno, se non posso avere accesso a un prestito, non posso stipulare un contratto di affitto, non posso dare credibilità. Dicevo prima che qualche anno fa, quando un giovane a 20 anni se ne andava di casa, i genitori piangevano perché i figli se ne andavano. Adesso i figli rimangono in casa fino a 35-40 anni e i genitori piangono perché non se ne vanno, perché non se ne possono andare, perché non possono darsi una famiglia, non possono costruirsi un futuro. Perché come faccio a costruirmi io un futuro se vengo scippato della capacità di progettare, se non posso programmare la mia vita oltre i 6 mesi o oltre l'anno, se non posso avere accesso a un prestito, non posso stipulare un contratto di affitto, non posso dare credibilità. Dicevo prima che qualche anno fa, quando un giovane a 20 anni se ne andava di casa, i genitori piangevano perché i figli se ne andavano. Adesso i figli rimangono in casa fino a 35-40 anni e i genitori piangono perché non se ne vanno, perché non se ne possono andare, perché non possono darsi una famiglia, non possono costruirsi un futuro che sia millennio, che appunto si chiama Italia dei Valori. Credo che questo sia sufficiente perché tutti noi ci si metta una mano sulla coscienza. Guardate, se ognuno di noi provasse a fare 30 telefonate, a parlare con 30 persone, voi capite come diventiamo un moltiplicatore straordinario, perché noi, questo lo devo dire, i voti non li compriamo. Non so se sbagliamo, ma non li compriamo, non siamo abituati, ecco. E una persona saggia a me mi diceva, caro professore, in Sicilia i voti si ottengono o comprando, o pagando, o comprando, o minacciando, o toccando. Lei a noi non ci paga, lei a noi non ci minaccia, a me ci deve toccare. A me ci deve toccare. E io ho fatto anche un ricorso al TAR che domani verrà esaminato. Hanno arrestato 2 presidenti di seggio, è la mia prima denuncia fatta il primo giorno, poi ho fatto altre 4 denunce, denunziando altri 140 casi come questi primi 2, quindi diciamo avete modo di leggere notizie sui giornali, i giornali non rimarranno disoccupati nel prossimo futuro, ma anche ricorso al TAR perché io non posso consentire che sia messa in discussione in modo grosso o sofisticato, comunque messa in discussione la libertà e la segretezza del voto. Anche questo si chiama legalità, anche questo si chiama rispetto del principio di legalità, perché in un sistema democratico chi ha la maggioranza dei consensi ha il diritto dovere di governare e chi ha invece la minoranza ha il diritto dovere di fare opposizione, ma che uno invece abbia la maggioranza dei consensi e venga manipolato, costretto a fare opposizione, e chi dovrebbe stare opposizione manipolando diventi forza di governo, è inaccettabile. Per questo l'altro ieri ho ricevuto a Palermo una delegazione dell'Ocse che sta indagando sui brogli a Palermo. Siamo arrivati agli osservatori internazionali che vengono a verificare la vergogna di questo sistema politico che ci insulta quando difendiamo i magistrati,
che ci insulta quando diciamo no all'indulto, che ci chiama giustizialisti quando chiediamo soltanto che le leggi vengano applicate per tutti e non si facciano più leggi ad personam e conflitti di interesse. Grazie. Quando entro in una sala in cui ci sono molti anziani, io normalmente dico ragazzi,